attenuando se però avete fatto un segno di buona volontà in onore della cultura proprio venendo a questa serata. Intanto io ci tengo a... il mio ruolo è molto piccolo, molto stretto, devo fare alcuni ringraziamenti e devo presentare alcune persone che questa sera parleranno. Allora, innanzitutto la prima persona che voglio ringraziare è Marco Crepaz, perché ci ha dato un'assistenza nella preparazione della serata, nella preparazione del programma, anche nella comunicazione, quindi grazie Marco di tutta l'assistenza. E poi prima di passare alla presentazione dei nostri ospiti, volevo naturalmente ringraziare l'associazione Bellunesi nel mondo, perché ospita queste iniziative sempre con grande disponibilità, con grande, devo dire, lungimiranza, quindi devo ringraziare questa associazione. Ringrazio anche il comune di Belluno che è molto sensibile a queste iniziative e le sta promuovendo in questi ultimi tempi, so che c'è un folto programma anche che riguarda l'economia, la finanza, i soldi, che intreccia anche i contenuti relativi alla cultura. E quindi per questo motivo, per ringraziamento, vorrei anche dare la parola alla dottoressa Francesca Di Biasi, che è Presidente della Commissione Cultura del Comune di Belluno, e al dottor Pratta, che è Presidente onorario dell'Associazione Bellunesi nel mondo. Quindi Francesca Di Biasi, se avete due parole. Brevemente, magari mi sentite anche senza microfono. Proprio brevemente ci tengo a portare il saluto da parte dell'amministrazione che ci teneva ad essere presente a questa serata e nello stesso tempo anche ringraziare proprio per il contributo che l'associazione sempre dà nella valorizzazione della cultura locale. Quando si parla di economia eccetera, cioè, anche noi pensiamo che non si possa andare verso la globalizzazione e verso il futuro se non c'è una conoscenza delle radici, quindi siamo veramente grati per tutte queste iniziative e ecco, siamo contenti anche di partecipare sempre con me quando possiamo. Ecco, quindi un saluto a tutti, buon ascolto. Grazie mille. Aggiungo poche parole a quanto è stato detto dal rappresentante del comune e dal dottor Vello, associandomi naturalmente ai ringraziamenti che sono stati fatti, in particolare lo ricordavo prima del dottor Vello che il caldo a noi che è venuti questa serata, a voi che siete intervenuti in questa riunione, ma in particolare naturalmente ai protagonisti di questa nostra serata, il poeta che Farelli è qui con il Zicchinelli che è qui con noi questa sera, coloro che le presenteranno, il dottor Pedro ormai con l'associazione Bellunesi del mondo è di casa, come anche Luigi Budelli, musicista che ci ha accompagnato per noi. Quindi il saluto mio viene in particolare non solo dall'associazione del suo presidente De Bono, ma anche dal presidente della biblioteca, perché accanto all'associazione opera la biblioteca di Medifatti e l'associazione culturale che è collegata con Bellunesi nel mondo, Belluno Senza Frontiere, con il suo presidente che è la Luisa Carniello. Quindi godiamoci insieme questa serata, io spero che certamente sarà una serata che ci gratificherà e anche ci arricchirà. L'ho conosciuto così, avevo già sentito una volta il poeta e veramente mi aveva dato aveva spinto a delle riflessioni, perché lui con la sua semplicità, con la sua immediatezza è collegato anche al mondo in cui egli vive, che sente, quindi appunto come si dice, è collegato con una particolare attenzione. Ecco, queste sensazioni certamente io credo che le troveremo anche questa sera. Grazie ancora a tutti. Grazie. Bene, allora partiamo con la serata e comincio a presentarvi i nostri ospiti. Il primo che vorrei presentarvi è una faccia nota, un amico, una persona piacevolissima e bravissima che è Luigi Budel, che è qui alla mia sinistra.
conoscete tutti, ma ha studiato fisarmonica sotto la guida di vari maestri, vari importanti maestri. Al momento sta studiando al Conservatorio di Vicenza con il docente Davide Vendramin. Ha frequentato diversi corsi di specializzazione e masterclass con docenti nazionali e internazionali. Si esibisce in veste di collaboratore in orchestra Futura, Giuseppe Verdi e altre orchestre, ma si esibisce anche come solista, accompagnatore in formazione di musica da camera. Da pochi anni è anche insegnante di fisarmonica in scuole private. Lui abbina la sua estrema bravura a uno strumento che è effettivamente uno strumento affascinante, che affonda le radici nella tradizione popolare, ma è uno strumento capace di declinare anche tutte le varianti classiche della musica classica e anche quella contemporanea. Quindi grazie Luigi di essere tra noi oggi, questa sera. Poi vi devo presentare i nostri due ospiti che ci accompagneranno questa sera. La prima che vi presento è la professoressa Clelia Martignoni, è docente di letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università di Pavia. È stata allieva, e questo già vi inquadra, diciamo, la figura, lo spessore della competenza che lei può vantare. È stata allieva di Dante Isella e di Cesare Segre. La professoressa Martignoni fa un lavoro filologico molto acuto e molto approfondito sui testi, fa un lavoro non solo filologico ma anche critico. È tra le rarissime mosche bianche nel campo della letteratura italiana che si spinge anche a fare una critica militante, che noi oggi purtroppo in Italia abbiamo sostanzialmente perso, e quindi ci manca un po' lo stimolo della critica militante. Ci auguriamo che anche altri seguano l'esempio di Clelia Martignoni. Ha lavorato in maniera molto approfondita sulla letteratura postunitaria, la letteratura del Novecento, in particolare su alcuni autori che hanno segnato le svolte culturali del Novecento, cioè Cardarelli, D'Annunzio, Gadda, Sereni, Zanzotto, Arbasino, Manganelli, Raffaello Baldini, per citare un autore in dialetto, e naturalmente Cecchinel, per citare un autore sia dialettale che in lingua. Quindi diciamo che abbiamo qui una delle massime esperte a livello nazionale sugli sviluppi della letteratura e sui trend culturali degli ultimi anni. Vi presento anche Luciano Cecchinel. Luciano Cecchinel è di Revine Lago, quindi parliamo del confine passato al confine delle Prealpi, valicato, diciamo, la cresta delle Prealpi. La cosa stupefacente è che il dialetto di Cecchinel è al 99%, se vogliamo essere pessimisti 98%, praticamente identico al nostro dialetto bellunese. Giustamente mi faceva osservare un ospite stasera che non si può parlare di dialetto veneto, perché il dialetto veneto va da Vicenza a Treviso, sono lingue in un certo senso molto diverse. Il dialetto bellunese, poi andiamo, se sconfiniamo al nord andiamo sul ladino, però se ci concentriamo sull'enclave bellunese della Val Belluna, pur con qualche variante, abbiamo questo dialetto bellunese che è similissimo, quasi identico al dialetto che pratica Cecchinel. Cecchinel è una persona, a parte una persona stupenda in sé e per sé, ma è anche una persona impegnata in campo, che è stata impegnata in campo amministrativo locale, è stato anche sindaco del comune di Revine Lago, ha lavorato molto per la salvaguardia del tessuto sociale, del tessuto economico e culturale del suo territorio, si è interessato di cultura popolare e in particolare della cultura contadina, produce
purtroppo è come una fonte genuina, ma che butta acqua con molta cautela ed è molto parco, quindi produce in maniera molto lenta, molto ponderata e molto meditata, ha tessuto rapporti di amicizia e molto fiduciari con Zanzotto, del quale era molto amico e confidente, e quindi ha fatto il percorso anche poetico insieme al percorso letterario di Zanzotto. Cito alcune delle sue opere che però questa sera Claudia Martignoni ci racconterà meglio. Al Tragol Ghiert, lui lo declina nella versione più arcaica Ghiert, noi diciamo Gert, però ecco qui sono le varianti, del 1988, Le voci di Bardriaga del 2008 e questo testo interessantissimo, Saint Jude d'Estrang, del 2012, che comprende la prefazione di Cesare Segre. Lui, oltre ad essere uno degli autori in lingua più interessanti, è sicuramente nei dialetti uno degli autori, dei poeti di punta, perché il suo dialetto, però adesso io mi fermo perché sennò vado al campo, il suo dialetto non è un dialetto svilito, ma è un dialetto, il suo testo e il suo verso dà un risalto tale alla lingua che rende nobile addirittura il dialetto, lo rende denso di significati, con degli echi veramente che vanno al di là del semplice dialetto parlato, e porta il dialetto alle sue estreme conseguenze, alle sue estreme risonanze. Quindi mi ha fatto veramente piacere leggere il suo testo, perché ho scoperto un dialetto che raggiunge livelli di nobiltà poetica che non mi sarei aspettato, essendo io un dialettale parlante nella vita quotidiana, ma non certo nella vita letteraria. Quindi grazie ai nostri due ospiti di essere intervenuti e diamo la parola a loro. Grazie molto. Allora, grazie ma si sente abbastanza, è acceso? No? Ma si sente? Allora, grazie, sono anche io molto contenta di essere qui, sono grata a Mario Vello e a tutti gli organizzatori per questa serata bellunese, e ringrazio in particolare Marco Crepaz, che non vedo in questo momento, però è il direttore dell'associazione Bellunesi nel Mondo, e gli enti che hanno appunto promosso e sostenuto la manifestazione di stasera, e Mario che ha costruito la serata. Ringrazio anche per la loro presenza, forse non ti farà piacere essere citata, ma c'è qui con noi Patrizia Valduga, una grande poeta bellunese che è amica di Luciano Cecchinelli, tanto amica di Andrea Zanzotto, che ha voluto essere presente alla serata. La ringraziamo con particolare... Anche tu un po' spero. Com'è? Anche tu un po' spero. E ringrazio anche, c'è lo studioso Giovanni Turra, che è studioso di Cecchinel, critico e lui stesso voce poetica, che è qui del tutto per caso, è capitato qui del tutto per caso e ci fa piacere rivederlo. Ecco, entrando in argomento, perché credo che poi la parola maggiore spetti a Luciano Cecchinelli, che sarà accompagnato dalla musica che crediamo di grande interesse di Luigi Budel, dico solo due parole, aggiungo solo due parole a quelle che ha detto Mario Vello, cioè anche io riparto, diciamo, dalla splendida
splendida prefazione che Cesare Segre ha riservato all'ultimo libro di Luciano Cecchinel, dove dice senza mezzi termini che con Cecchinel siamo a livello più alto della poesia, a livello più alto della poesia che, detto da un grande lettore, un illustre lettore anche molto sobrio come Cesare Segre, sono parole estremamente significative, e tanto più se le aggiungiamo alla grandissima adesione non solo personale ma letteraria e culturale che il nostro Andrea Zanzotto, una delle voci più alte della poesia del Novecento, non solo naturalmente della poesia di quest'area veneta, ha sempre riservato a Luciano, facendone anche una bellissima prefazione alla prima raccolta, tutta in dialetto. La seconda edizione, la prima raccolta esce nel 1988 al Tragol Iert, esce in seconda edizione ampliata per Scheiviller nel 99, e qui Andrea Zanzotto scrive la sua bellissima prefazione. Ecco, però dicevo, vorrei mettere in luce 2 o 3 punti molto rapidamente per poi dialogare con Luciano, no? E cioè siamo di fronte a una poesia bilingue, no? Con varie dosature. La prima raccolta al Tragol Iert è tutta in questo dialetto periferico, incolto, cioè intendiamo privo di tradizione letteraria, ma che Luciano Cecchinel sa far diventare, oltre che lingua di natura e di storia, come è e come lui lo sente, anche lingua nobile, ma solo grazie alla sua poesia, perché questo dialetto non ha, prima di Luciano Cecchinel, attestazione scritta, ed è il dialetto alto trevigiano di Revine Lago, che lui usa con uno stile anche particolarmente denso, espressionistico, e con una grande attenzione sociale alla realtà, a questa civiltà agricola scomparsa e alla realtà delle sue montagne, e un'attenzione costante agli emarginati, ai sofferenti, a coloro che non hanno voce. Lungo la traccia sarò rapidissima, Einaudi 2005, una raccolta la cui matrice di fondo è italiana, che però mescola insieme americano, canzoni country, echi di canzoni folk, una poesia interamente inglese e anche dei testi dialettali, quindi all'insegna proprio di un marcato plurilinguismo. Poi ci spiegherà Luciano che cos'è lungo la traccia. Perché ancora 2005, una raccolta che mescola italiano, dialetto e contingentemente, ma molto innovativamente, francese, perché c'è il testo a fronte in francese dovuto alla traduzione di un amico critico, Martin Rueff. Voci di Bardiaga 2008, tutto e soltanto italiano. Saniut Destran 2012, con la postazione di Segre, tutto dialetto. Però, come capite, ho schematizzato molto brevemente, c'è un intarsio continuo tra lingua e dialetto che crea di per sé polifonia, che crea di per sé complessità, più tempi, più spazi, più voci, più memorie, eccetera. E più locutori, che è un'altra delle costanti di questa poesia. Un altro punto che voglio sottolineare: si tratta sempre di una poesia di testimonianza, una poesia dove, con qualunque sia la lingua, qualunque sia la forma e il locutore, colui che prende la parola, l'io narrante, l'io poetante, l'autore, Luciano Cecchinel, si mostra come un grande, sensibile
archivista di memorie private, di memorie sociali, di sofferenza, di disagi e di più luoghi, fino ad attraversare traumi, drammi storici e anche disagi personali. Quindi una poesia di grandi contrasti, voglio insistere su quello, di grandi contraddizioni tra realismo e visionarietà, fantastico e naturalistico, ma insieme antinaturalismo, dialetto italiano, eccetera. Però arrivano le domande, perché mi vedo un po' in sofferenza. E cioè, Luciano ha pensato generosamente, come nel suo carattere, siccome siamo qui nella associazione Bellunesi nel mondo, che evoca subito il tema delle migrazioni, e siccome l'evento è anche, come si dice, promosso dalla Biblioteca delle Migrazioni di Nino Buzzati, di aprire leggendoci dei testi sull'emigrazione, perché il poemetto, possiamo chiamarlo poemetto, Lungo la traccia, che ho citato, è un testo poematico costruito per intermittenze sul grande tema dell'emigrazione. Quindi io cederei prima la parola a Luciano per un saluto e poi per la lettura delle tue poesie, per dirci qualcosa sul tema della migrazione. Prima che a tutti corre a me l'obbligo dei ringraziamenti che avrei potuto magari riservare alla coda, ma per mia tranquillità è meglio che appunto mi sollevi dall'incombenza subito. Allora ringrazio Pier Mario Bello, che è un poeta di valore, e una sua raccolta dal titolo significativo qui, I migranti, sarà a breve pubblicata da Mondadori. Ringrazio l'associazione Bellunesi nel mondo, nella persona di Marco Preppas, che è il suo direttore. Ringrazio l'Esponente Comune, nella persona dell'assessore intervenuta, la professoressa Clelia Martignoni, che mi onora del suo intervento così lontano dalla sua Pavia e che molto ha fatto per i miei esiti di scrittura, in particolare anche per la raccolta che viene qui presentata, alla cui ripresa mi ha a suo tempo incoraggiato anche con indicazioni critiche. Sì, adesso faccio questo discorso che sia un po' ironico per puntualizzare che fortunatamente la soggezione che vivevo come naturale e inevitabile nei suoi confronti si è nel tempo mitigata nell'alveo di una sempre più consolidata amicizia, che è per me motivo di conforto e di orgoglio. E appunto quello che è stato anticipato da Clelia, manifesto qui il proposito appunto di partire dalla lettura di alcuni testi che riguardano la migrazione, per poi in sintonia con l'istituzione che ci ospita, l'immigrazione nel rapporto proprio con la nostra terra. Anticipo che i testi in dialetto saranno letti senza la traduzione. Ho già fatto l'esperimento a Lentiaia, che come esperimento di verifica del fatto che la definizione alto-trevigiana, che include il bellunese, era chiamato alto-trevigiano del bellunese. Data già per le molte trasposizioni intervenute nell'area alto-trevigiana, con buone ragioni dovrebbe essere trasformata in bellunese, perché da sotto Vittorio Veneto io non posso leggere i miei testi in dialetto senza la traduzione. Invece qui sopra, almeno finora, è quello che ho sperimentato. E ringrazio poi Luigi Butel per gli interventi musicali, che saranno sicuramente suggestivi e che alleggeriranno il peso dell'apparato letterario e daranno sapore, come ha detto Mario Bello, classico e anche ctonio alla serata.
adesso io volevo dire, mi avevi chiesto qualcosa, se no ho perso il filo. No, io ti avevo chiesto se prima di leggere vuoi dire qualche cosa rapidamente sulla storia di Lungo la Traccia, il libro da cui trae questi testi sull'emigrazione. Qualche cosa brevemente, da che cosa nasce questo libro? Sì. Che cosa sono queste tracce che insegui? Faccio una premessa di tipo generale, puntualizzando che innanzitutto, da come ho poi potuto evincere, vedendo con distacco, dato dal conforto dell'età, il mio tragitto letterario, io ho sempre scritto per grandi gangli nevralgici, così è stato per la scrittura in dialetto, in cui il dialetto, appunto, qui anticipo un quesito che mi viene comunemente fatto, il dialetto non è stata una scelta di natura linguistica privilegiata, nel senso sperimentale solo. Sì, certo. Io dovevo parlare di quel mondo, quello era il codice di quel mondo, e quindi sarebbe stato assurdo che avessi cercato di rivitalizzarlo con una lingua, con un codice non suo, trattandosi poi del significante poetico parola, quindi sarebbe stato assurdo che avessi cercato di avvicinare quel mondo in poesia, quando il significante della parola con un codice diverso da quello sarebbe stata una cosa, quindi se non dico necessario. Poi naturalmente mi ha consentito di praticare delle soluzioni fonico-ritmiche che non erano state percorse da altri, ma non è stato questo il motivo primo della mia scelta. Ma questo per dire che lì c'è stato quel ganglio nevralgico accumulato con l'esperienza, con anche tentativi, lotte con tutte le famiglie varie, con amici contadini, quindi non erano necessariamente degli emarginati o dei perdenti all'inizio, dato che abbiamo perso, sono divenuti poi perdenti. Ecco, quello è stato un grande nevralgico, l'altro è stato quello dell'emigrazione che avevo vissuto prima come amministratore locale, perché Regina Lagora, il comune di provincia di Treviso, che aveva più migranti, con Segusino, di cui ci sono paesi interi, Cipilo, il Messico, quasi tutto di segusinesi, e Fregona, non a caso i comuni che sono totalmente territorio montano in provincia di Treviso. Quindi avevo vissuto quello, subito si innestava un'urticante vicenda familiare con la mia famiglia, l'anno materno andato negli Stati Uniti, lì dovevano rimanere, mia madre portata in Italia solo con un interstizio perché c'era la grande crisi da superare, metà della famiglia che ripartiva perché un fratello aveva fatto la guerra con gli americani, è stato ferito gravemente, avrebbe perso la persona se non rientrava, mio nonno che manteneva, dopo essere stato il capofamiglia, manteneva anche la famiglia di qui, mio nonno Emiliano fra l'altro. E alla fine le due sorti si sono dissociate con recriminazioni terribili, specie dall'altra parte, anche per un matrimonio semi-combinato, arrange, come dicono loro, di una sorella di mia nonna che aveva sposato un fratello di mio nonno, venuto in Italia, e questa poi si è sentita tradita. E quindi poi a me è toccato fare questo pellegrinaggio in America, che mia madre doveva fare, era tutto organizzato, mio padre ha avuto un infarto gravissimo, è stato moribondo per mesi, segnato nella vita, nella salute, a me aveva detto che era spacciato, quindi è stato portentoso che aveva tirato avanti qualche decennio. E sono dovuto andare io a trovare tutti i suoi compagni di scuola, i vecchi che erano ancora vivi, la piccola comunità di questo paese del Midwest, e da appunto questa ulcerazione interiore, la commisurazione poi mentale con la rappresentazione del mondo che io mi ero fatto e la realtà, per cui era come io bruciassi un film dentro di me, e questo dava un'impressione di morte vera, perché quando si rappresenta un mondo in un luogo e non si va a visitarlo, è come se quei luoghi, la vita che si è sviluppata lì, in qualche modo vivesse nella nostra mente. E non è un discorso accademico, perché questo poi ho avuto purtroppo il destino tragico di verificarlo con la perdita di una figlia ventenne, e ho visto che siccome
sono degli scogli che non ho superato. Siccome andavamo a Falcare ogni tanto perché ci prestavano un appartamento per un periodo, e lì è rimasta isolata questa crisalide di vita anche serena così, e non sono più stato capace di passare di lì, anche se quando c'è il Giro d'Italia spengo la televisione e vado via. Sono rimasti questi residui che non ho superato, e fra questi c'è pure l'America, perché l'ultimo viaggio in America l'ho fatto con quella figlia, e allora io le ultime volte ho mandato mia moglie e l'altra figlia, e loro hanno capito che non c'entrò più, perché mi sembra che anche un grande lacerto di vita sua sopravviva lì, e mi sembra come io la accuserei irreversibilmente andandoci. Ecco, torniamo al problema del cambio nevralgico, della spinta che si è accumulata nel tempo, del fatto che io ho scritto, mi rendo conto adesso, per grandi filoni, sì, e che magari rimanevano lì depositati, sì, anche perché i libri tu li hai pubblicati non nello stesso ordine in cui li hai scritti. No, per esempio Le voci di Pagliara è quello che ha avuto la gestazione più lunga, è rimasto di 30 anni, Sì. per ridursi a 450 versi, quindi nel tempo si è stilizzato sempre di più. E comunque sì, c'è stato questo, posso dire, ci sono stati queste spinte interiori che mi hanno portato a misurarmi con certi argomenti, proprio per traboccamento emotivo. Ecco, non so se prima l'ho puntualizzato, Levine Lago nel 1970 su 2250 persone aveva 600 emigranti, quasi tutte erano manodopera maschile, verso la Svizzera, l'Austria, la Germania e la Francia, no? Poi gli stagionali soprattutto in Svizzera. E quindi era una cosa su cui io dovevo misurarmi, poi magari ti dicono il paesaggio bello, però siccome il collocatore era unico, però i comuni avevano graduatorie differenziate, io non sono riuscito per assumere uno, Vittorio Veneto, dallo stesso collocatore, e quindi alla fine ho dovuto darmi da fare io. Poi ti dicono sì, ma le fabbriche rovinano, però a questo punto prende vigore la formula di Sapore anarchico, siamo realisti, chiediamo l'impossibile, perché se il problema c'è dobbiamo venirne fuori, qualcosa bisogna pure sacrificare, non sottacendo che io sicuramente ero fra quelli più innamorati del mio paesaggio, quindi la pena la pagavo innanzitutto io, ma appunto c'era stata sempre una spinta di tipo anche civile, poi avrà influito anche la mia professione di insegnante, perché si sa che gli insegnanti, dopo i sacerdoti, sono quelli che predicano, che hanno la vocazione a predicare, quindi sicuramente ha influito anche questa deformazione professionale, chiamiamola così. E dunque tu sei andato negli anni 80 lungo la traccia dei tuoi genitori, delle generazioni di parenti che ti avevano preceduto dagli inizi del Novecento in avanti nell'Ohio sostanzialmente. Ecco, vogliamo leggere qualche testo su questo tema dell'emigrazione? Sì. Allora, abbiamo scelto appunto di concerto dei testi che poi potevano calzare in questa sede, in cui c'è un po' il parallelismo fra i migranti che avevano una tradizione qui e vengono sradicati come andassero quasi in un altro pianeta, e poi uno si vede, uno come me che fa trade union, vede le nuove generazioni che vivono tutto in un altro modo, si pone dentro di sé la domanda di cosa penseranno i vecchi dai loro recinti celesti, insomma, di questi figli che vivono una vita tutta nuova, che hanno neanche conosciuto le tradizioni dei padri. In questo paese in cui passano gli interstate, le autostrade, in mezzo ai territori degli Emis con contraddizioni spasmodiche, e sì, da dentro della strada, qui c'è sì il pensiero del rapporto con degli spiriti di trapassati, ma c'è anche il senso di questo vento, di questo brusio continuo che viene dato dagli interstate, che poi lì si incrociano le due più grandi, la 70 e la 77, per cui uno pensa quasi a un brusio di api, e invece il rumore delle autostrade.
come vento astrale. Solo un po' oltre l'Ohio River, spaurita contro il vento e la neve, c'è una valle a cui ritorno per storie sfinite e sogni, anche se entro il suo vuoto arde e nudo, filamento incandescente, il mio tempo oscuro. E il cielo trema, la terra pulsa di soffocato timore, mentre come vento astrale un nuovo tempo ansima sulle autostrade, e i figli di coloro che furono su aspre montagne, a far fieno, a mungere, a cagliare, torcono la bocca in modo nuovo, al ritmo di ossessi menestrelli, sugono guaiti di metallo come lucenti cucchiaie di miele, e danzano assorti in vino, oscillando a tempo il piede. Poco o nulla sanno dei vecchi delle terre lontane, e forse li guardano con stupore, o solo lieti, che non sappiano di fieno e letame, e piuttosto che gozzuti e ossuti essere obesi sia il loro male. Si c'è un po' di Poi ho pensato di leggere Rilascio. Sì, Rilascio. Ecco, questa l'ho pensata perché negli Stati Uniti c'è un paese radicalmente contraddittorio, perché gli americani hanno una pulsione spasmodica a ricercare nel loro passato, a trovarsi delle radici, ma poi sono all'interno di un progresso che tende a cancellare tutto. Quindi ci sono tutte e due le pulsioni. Poi sì, è stata delineata bene questa pulsione da Steinbeck, che io pensavo uno scrittore totalmente democratico, e invece poi ho capito che era solo un esponente del vitalismo americano, per cui poi lui in furore fa anche il campo alla ruspa nelle premesse dei suoi capitoli, che alla fine espelle col Dust Bowl tutti gli abitanti dell'Oklahoma, che da cui poi deriva anche il nome di Occhi, che è uno dei nomi più offensivi per gli americani, come Devo per gli italiani, che vuol dire pezzente, insomma. E quindi lui poi giustificava questo, quindi lui parla di questi espulsi così, però li vede come dei meccanismi che potevano essere di inceppo al grande sviluppo e che alla fine con la loro disgrazia diventano pure protagonisti di questo sviluppo. E allora loro fanno i musei perfetti come i tedeschi, tutto sommato, perché la mentalità organizzativa è quella tedesca, ci sono gli ispanoamericani, italiani, ma il verbo amministrativo è di matrice tedesca sicuramente. E fanno questi musei, poi ci sono antique sale dappertutto, rivendite di cose antiche, picconi, lampade per miniera e via dicendo. E vedendo queste cose uno si chiede cosa è rimasto di tutta quella temperie di sofferenze. Pier Mario qui ha avuto un fratello, che è uno zio, che è andato in America, una famiglia fortunosa, in parte dissoltasi, non ha più saputo nulla, e quindi rimane l'interrogativo di questi destini tragici, non si sa quanto voluti, e poi magari conclusosi in modo che rimane nebuloso e quindi pieno di interrogativi. Rilascio, pensando allo Zens Grace Museum. Uomini che da sempre, aggrappati a vecchie valigie, indossarono come un ultimo vestito il vivere e il morire, nei canti oscuri del pianeta, con manciate d'occhi fasciarono i tensili malati della stessa luce assetata. Ora i martelli, i picconi e le pale, sotto la melma e il sudore, brillano in alto come pietre focaie, e sulle mani gli stampi dei manci e sui volti le rughe sono segni di puro splendore. Come un immenso bastimento trascorrono il gran mare della notte. Si è immaginato una forma di redenzione postuma, insomma, da questo deserto di testimonianze, insomma, di testimonianze desertificate. Ecco, da cui si vede molto bene come si sviluppa l'aspetto visionario fantastico della tua poesia, da tracce di realismo molto insistiti.
E l'altra poesia che volevi leggere è quella interamente in dialetto, no? Ah sì, perché anche questa inerisce un po' all'immigrazione. Sì, devo fare una premessa, perché questa sorella di mia nonna, che poi ha sempre mandato lettere di accuse, poi doveva venire lei, l'anno in cui doveva venire si è ammalata e non è potuta venire, insomma, è morta in pochi mesi. E lei, mi è stato detto dalle figlie, nell'agonia aveva cominciato a delirare in dialetto. Era lì hanno chiamato nella disperazione poche di persone della esigua comunità italiana, però nessuno riusciva a capirla, parlava un dialetto più arcaico, sicuro perché l'aveva assunto da un livello sincronico ben anteriore. Ecco, poi qui io cito, quindi la motivazione di questo testo di dialetto unico, poi c'è un richiamo onomatopeico per simulare il canto della civetta con mai più, sì. E Nevermore per il verso del cane selvatico, che è il contrappunto di là, ma per il resto è usato solo qui perché c'è questa motivazione trasica contingente. Qui c'è anche il riferimento al santo delle cose perdute, che è Sant'Antonio di Padova, e io ho imparato che esisteva il Siqueris in America, non l'ho imparato qui perché avevano mutuato dalla madre il culto di Sant'Antonio, quindi è molto vivo, quasi che il senso di dispersione in questi piani sconfinati del Midwest si fosse praticato nei cuori come una specie di rogo. Siqueris miracola. Sì, Siqueris miracola. No, mi è successo una volta, ho dimenticato una cosa su un parapetto, e era tutto recitato, e no, non preoccuparti, adesso diciamo la preghiera in America. Poi l'abbiamo ritrovata. Allora c'è il santo delle cose perdute, poi qui c'è il riferimento all'ospedale americano di Zensui, dove è morta, ci sono questi grandi cubi che sembrano tutte costruzioni di tipo moderno, insomma, un nuovo stile. Con la propria lingua, fuori dello Zensui Hospital. Antonietta Gerardini. Dentro del viso de sto mur spes, fussi vuoi tornare, portemi a casa mia, tutti che faticavano incrinamento con la lingua dell'ora. Le sue parole che le scambia fa fior della dicella che mi fia pila vis, i tesorenti io te lamento, nada tosatela, fatte in giro tondo incantare. Se un sol che mi fosse arrivato, alvarai potresti tirarti fuori da quel verbo il Caino. Installare la tua anima dispersa incontro a mamma, a papà, a fardei. E invece, perdestate quei caverai che mi vuoi finire, chi non tu che sei accettata mai più, non tu puoi pistarmi e su rock, e il santo delle robe perse non contea niente, sul fede niente, delle tue parole gridate senza più risposte giuste, sol che le calefe ti gale di quel girotondo incantato che devi essere assunto a me. Sotto il roccio il viso del muro, un blocco che mai più non si muove. Solo parola abbiamo detto dialetto della necessità, e non è un caso che solo per questa poesia, in questa raccolta, che è sostanzialmente in dialetto con le mescolanze americane che abbiamo detto, ci sia, sostanzialmente in italiano, scusate, ci sia la voce del dialetto per questa parlante che delirava nel dialetto di casa. Ecco, quindi molto precisamente poeta antropologo. Sì, che poi qui c'è sempre quella puntualizzazione da fare, mi fa noia un po' ripetermi. Beh, non importa, ma loro non la sanno. Che questo testimonia che uno nell'agonia, alla fine della sua vita, ritorna, noi diciamo delirare, ma lei in realtà ritorna nella lingua di imprinting. Delirare vuol dire uscire dalla lira, dal solco, in realtà lei rientrava nel solco. Sì. Quindi in queste situazioni limite abbiamo un capovolgimento sì, etimologico, semantico, insomma. Ritorna nella sua lingua, la lingua madre.
Ora diamo la parola alla musica Sì. di Luigi Budel per il primo intervento. Molto volentieri. Allora, con Luigi ha scelto due brani che io sviluppo, poi magari lui li commenta meglio dal punto di vista musicale. Il primo è di Isaac Albéniz, Asturias, che è ormai diventato un classico per fisarmonica. Isaac Albéniz è nato nel 1860 e è morto nel 1909, è stato un compositore ma anche pianista spagnolo, è stato una persona molto stravagante, è stato erede anche del virtuosismo liziano, quindi le sue musiche sono dolci e hanno questo timbro spagnolo, però nello stesso tempo anche un certo virtuosismo, e realizza con De Falla, con Turina e con Granados la definitiva emancipazione della scuola spagnola dai modelli stranieri, cioè la scuola spagnola comincia ad avere una sua fisionomia ben precisa. Il secondo brano è di Vladimir Zubitsky, meravigliosa Smerichka, io non lo so pronunciare, Smerichka, ed è tratto dal quaderno bulgaro, e vedrete che qui ci sono dei timbri di musica bulgara. Però Luigi, se vuoi commentare tu. No, beh, più o meno di questi non c'è altro da dire. Non c'è altro. Sì, il meravigliosa Smerichka dovrebbe essere, l'ho cercato da tante parti, purtroppo non ho mai trovato, è sicuramente un nome, non so se sia una città o il nome di una ragazza, per esempio, no? Di una donna. Però lasciamolo, loro conoscono che io non sono mai così realista lasciamo all'immaginazione, come potrebbe immaginare una cosa. L'importante è che sia meraviglioso. Esatto.
splendidamente e in modo anche abbastanza sintonico, no? La tua poesia e questa conversazione sulla tua poesia, perché è una musica insieme antica ma anche molto innovativa e gestita in un modo appunto innovativo. Sulla migrazione però, caro Mario, dovresti dirci anche tu qualche parola, perché appunto come ha ricordato prima, poi passiamo alla raccolta, all'ultima raccolta di Luciano, però come ha ricordato prima Luciano, tu hai in stampa, sta andando in stampa, un tuo libro che si chiama Migranti e che affronta in modo molto particolare, molto diciamo anche dirompente e sperimentale il tema perenne della migrazione, no? Dentro la storia, dentro la cultura, dentro tutti i percorsi dell'esistenza. Vuoi dire qualche cosa su questo tema? Il tema della migrazione è sicuramente un tema centrale. Giustamente tu hai usato un aggettivo molto giusto, perenne, cioè innanzitutto è perenne il fenomeno della migrazione, cioè noi oggi sui giornali leggiamo di migranti, di migrazioni, cioè, vi ricordo che le migrazioni esistono da quando esiste l'uomo, dall'uomo di Neanderthal all'uomo sapiens, tutti gli uomini hanno migrato, gli animali migrano, quindi c'è questa migrazione, ma il concetto di migrazione poi è anche un concetto, se vogliamo, ontologico, non esiste realtà che non migri. Cioè, non voglio scomodare Eraclito che diceva Pantarei, però il movimento, la transizione, il passaggio fa parte della realtà ontologica, cioè noi siamo immersi nel cambiamento, cioè partiamo da Eraclito per poi arrivare dopo 2500 anni a scoprire con Heidegger che siamo immersi nel tempo, cioè sembra quasi che non facciamo nessun progresso, cioè dove non migriamo è nel nostro pensiero che avanza poco, nel senso che scopriamo sempre la stessa realtà. Noi cambiamo. Ora dipende da come ci si affida a questo cambiamento. Il cambiamento ci si può opporre, lo si può vivere in maniera tragica, in maniera negativa, si può vivere il cambiamento anche in maniera come opportunità, ci si può abbandonare a questo cambiamento, ma dobbiamo essere consapevoli che c'è sempre, che noi migriamo anche stando nello stesso posto, questo è il fondamentale. E voglio anche vedere un aspetto positivo della migrazione, cioè la migrazione in ogni caso porta dolore, porta distacco, porta frattura, porta delle lesioni, micro lesioni o macro lesioni. Ogni distacco ci porta un dolore in un certo senso, ma ci apre poi anche altre nuove strade, nuove possibilità, nuove aperture. Il problema è quale linguaggio noi sviluppiamo nella migrazione affinché ci si possa comprendere migrando e affinché non avvengano fenomeni di segregazione, di apartheid, di esclusione sociale civile, di inequality, tanto per usare un termine tecnico, cioè di inuguaglianza e di diciamo sedimentazione e stabilizzazione della disuguaglianza che si crea in mille modi, si crea sia a livello sociale sia a livello economico, ma anche con mille pregiudizi razziali o etici quindi ne abbiamo mille esempi. Ne abbiamo mille esempi subiti, no? Quando noi siamo stati migranti, siamo andati, io stesso sono un migrante,
sentito un po' diciamo inferiore, no? Non dico di razza ma comunque di etnia inferiore, oppure noi stessi usiamo questi meccanismi di difesa nei confronti di altri gruppi, quindi li facciamo subire. Quindi il problema diventa un problema di linguaggio nel senso alto del termine, nel senso letterario, ma nel senso di lingua, come capirci con gli altri. Allora lì abbiamo un mescolamento dove il dialetto è il dialetto delle radici, è il dialetto dello scoprire noi stessi, è alcune parole che risuonano in noi quando eravamo piccoli, che hanno un significato profondo, che può essere portato dentro di noi, e altri hanno altri dialetti, questo mescolamento credo che Luciano Cecchinelli, che ha mescolato l'inglese, l'italiano e il dialetto, sia molto interessante, perché la scoperta delle possibilità di interazione tra culture diverse. Devo starmi io per richiamare un'obiezione che mi viene fatta, perché avendo io cominciato col dialetto mi trovo poi dei poeti dialettali, fra virgolette puristi, che mi obiettano che avrei dovuto scrivere tutto in dialetto, intendendo quella lingua l'unica solo veicolo di poesia. E allora io dicevo che se avessi fatto questa operazione con il libro americano avrei fatto un'operazione ipocrita, perché io a un certo punto qui mi identifico con mio nonno che era emiliano. Io in emiliano l'ho sentito solo imprecare, quindi non avrei potuto costruire una forma posticcia di verità. D'altro canto, in quella comunità del Midwest ridotta c'era una famiglia ligure, una marchigiana, una calabrese, e quindi il loro modo di parlare non erano i dialetti particolari, ma la lingua di nessuno e come tale anche di tutti, cioè l'italiano con qualche commistione di slang, di deformazione linguistica. Quindi se dovevo propormi una soluzione di verità, se l'ho raggiunta, ma poteva essere solo questa, insomma. Ecco, ritorniamo sul tema della soluzione di identità, di verità, di necessità, che è uno dei temi chiave, anche etici, si intende, non solo formali, del tuo lavoro, no? La scelta linguistica come scelta necessaria di verità, magari anche molto trasfigurante, no? Non di realismo puro, però diciamo di identitaria, no? Identitaria, scusa, è sempre in fondo una ricerca identitaria anche dentro la lingua, no? Non credi? Ecco, scusa, interrompo solo, sì. Su questo aspetto qui dell'identità e della lingua, questo meriterebbe una serie di convegni, magari non in agosto, perché non è in agosto. No, perché cioè, bisogna fare attenzione, perché lì veramente camminiamo sul crinale come abbiamo camminato noi nel Regal oggi, cioè rischiamo di cadere giù, perché la costruzione dell'identità, cioè io ho una mia opinione, credo che sia possibile un mondo migliore, questo è il mio romanticismo, se abbiamo identità deboli e non identità forti. E quindi se l'identità, si costruisce un'identità che sia in un certo senso un'identità fragile, un'identità debole, quanto più l'identità viene rafforzata, consolidata e attraverso la lingua anche segregata in nicchie, dialoganti solo all'interno e con se stessi e con persone identiche alla propria filosofia, al proprio modo di pensare, e tanto più noi ci escludiamo di risuonare con mondi complessi di altro tipo. Quindi certo lingua e certo identità, ma non nella direzione come negli ultimi 10-20 anni è stata presa di
difesa ostinata della propria chiusura. L'identità tu la costruisci nel momento in cui non sei segregato, ma sei aperto. Allora, anche perché una posizione così transistica è in sé il germe della possibile sconfitta, perché ci sarà sempre il più puro per chi è puro. Infatti, quindi alla fine è come inficiarsi in una posizione. Sì, qui la ricerca identitaria non è la ricerca, io credo, dell'identità propria, quanto di uno strumento linguistico che in quel momento ti rappresenti più verosimilmente, no? Certo. Però continuamente in dialogo, in connessione, in incrocio e cercando di escludere quella chiusura. La cosa interessante che fa Luciano è che lui costruisce questa identità, certo, che tu dici, ma la costruisce in maniera molto dialogante, molto aperta, sì, molto in un certo senso fragile attraverso la sua lingua del dialetto, ha un'apertura attraverso i suoi dubbi, gli squarci di luce, l'ombra. sì. Mi sembra che diciamo che affronto su un tema importante, poi ne escono direzioni diverse. La costruisce anche sperimentalmente, continuamente mettendosi in discussione, no? Perché tutte le raccolte sono molto diverse, ci sono delle costanti, però le raccolte sono anche diverse. Quindi possiamo dire sperimentazione, ma non usiamo in senso appunto siglato che ci leghi a determinati ambienti, ma c'è sperimentazione quando un artista sceglie sempre di rinnovarsi, di non adagiarsi su formule precedenti, no? Sì, io di solito dico di non aver fatto una ricerca di identità, ma di aver seguito, ma questo l'ho misurato a posteriori, un itinerario attorno a un'identità. Questo un'identità, dico chiuso, organistico anche, ma prima ho agito, diciamo, in full immersion riguardo a quel mondo che ho vissuto. certo. Per me poi l'inizio dell'America significava molto poco, anche se mia padre e madre parlavano male l'italiano così. Poi col tempo ci sono sedimentate esperienze che magari hanno portato a misurarmi anche su quel tipo di problema, di filone, però come ingredienti complessivi del territorio da cui venivo. Io alla fine più che scavare ci ho girato attorno e sono stato anche catapultato fuori. Hai scavato, ma sei stato anche scavato e respinto in un certo senso. Sì. E comunque quello che hai detto secondo me molto interessante, itinerario di identità, cioè non un'identità stabile ma progettuale, ricercata e continuamente rimessa in discussione. E per quanto riguarda i tuoi maestri, quali sono stati citati molti autori come tuoi maestri, naturalmente Zanzotto, però io vorrei anche chiederti quali Zanzotto, perché sappiamo che Zanzotto è un poeta molto sperimentale, lui stesso è molto diverso tra l'inizio e la partenza, eccetera. E poi tutti gli altri anche grandi maestri, anche molto europei, no? O fuori d'Europa, che ti sono stati riconosciuti come maestri, a quali tu ti senti veramente, non dico debitore, ma vicino o per stile o per ispirazione tematica o visione del mondo? Questo è. Sì, rispondo su rispondi Zanzotto, come innanzitutto sì, Zanzotto mi ha ammaliato per una buona parte della sua produzione, segnatamente fino alla beltà, cioè molti suoi testi, a forza di leggerli me li trovavo mandati a memoria, inconsapevolmente, con penso a Regia Pasquale, Pasqua ventosa che sali i crocifissi con tutto il tuo pallore disperato, dove hai avuto preludio del sole e via dicendo, cioè c'era questa musicalità
che era avvolgente, anche se la sua poesia dall'inizio mi è sembrata, mi si è posta come abbastanza difficile, poi ho capito che tante volte c'era da abbandonarsi. Anche la tua, Beh, la mia forse per la materia linguistica anche. non solo. E poi per il seguito, col conforto anche di una cosa che lui mi ha detto in un'intervista che riguardava lui, c'era stato 12 giorni prima che morisse, e allora gli dico mi aiuti a fare questa risposta, perché la domanda era che uno col meridiano rischiava il rischio dell'ossificazione e dell'umidificazione, ma lui non correva questo rischio perché c'erano moltissimi nodi che divergevano e poi comunque afferivano ad un canale portante, e lui mi ha risposto in questo modo. Io ho riportato le sue parole e ha detto: da un certo punto ha sottoposto all'autocritica la sua produzione precedente, correndo scientemente il rischio di poter non essere capito. Queste sono un po' parole sue, ma è vero, perché lui poi fa riemergere nella parte che segue nella produzione che segue la beltà un mucchio di stili, quelli che per esempio di Meteo, che è più vicino alla beltà e alla parte più sperimentale, ma poi abbiamo dei testi su impressioni che sono molto vicini a dietro al paesaggio e a vocativo e alle nuove egloghe, insomma. E questo lui lo metteva, solo che lui, a parte la stazza intellettuale che aveva, era sempre un po' criptico quando si trattava di parlare di se stesso. Un giorno gli ho detto della beltà, che per me era stata difficile, lui mi ha fatto con nonchalance, è stato un tentativo. Però poi no, mi ha detto è stato dopo la beltà che Contini mi ha avvistato e poi si è interessato a me. Sì, questo è per quanto riguarda Zanzotto, però Zanzotto, ecco, mi è stato di aiuto soprattutto per come ha usato il dialetto, perché ho avuto una base su cui... Anche se il tuo dialetto è molto diverso. Sì, però io parlavo ancora con lui. Il mio sembra molto più arcaico perché è formalmente conservativo, però lui, avendo assunto il dialetto veneto da una generazione precedente, ha mantenuto vocaboli che io avevo perso, quindi l'analisi è spesso un po' fallace. Lui l'ha usato però meno di te e l'ha meno contaminato di te. Sì, poi lui faceva grandi operazioni intellettuali per la stazza che aveva, e su quel terreno io mi guardavo bene dalla rischiare. Ecco, per quello che riguarda poi le afferenze, sì, sono stato costretto a riflettere su questo, perché mi hanno chiamato una volta a Padova, il tema era quello di Poeti Ombra, e lì ho dovuto scoprire un po' le carte, ma chiarirmele prima. E allora ho capito che per la mia poesia, diciamo, di tipo silvo-pastorale, la più grande influenza l'ho avuta sicuramente dagli eseni e dai poeti bucolici russi, anche da altri, e poi anche da tutto il filone classico. E però è stato molto importante per me per le soluzioni formali Whitman, su cui ero stato proiettato su questo retaggio familiare. Nel tempo ho accumulato esperienze e cose sentite di americani che arrivavano dai miei nonni, e leggendo questi libri ho capito che un tipo di poesia anche inventariale, che era funzionale per la mia volontà, diciamo forse eccessiva, di recupero di tutto un mondo, ho capito che questo tipo di poesia aveva cittadinanza, perché lui costruisce tutti i suoi testi in modo, diciamo, di concerti, ma per dare l'idea di un afflato cosmico. E poi se uno ci arrivi o non ci arrivi, però accumulazione. Sì, che però può essere funzionale a due aspetti interpretativi. Da un certo punto di vista si può pensare che tutta questa scrittura paradigmatica, che non arriva alla combinazione tutto sommato, si possa riferire anche ai concetti che emergono a stento nel lavoro, nella fatica per l'ampi. D'altro canto, in certi casi può anche richiamare all'affioramento spontaneo o facile
comunque dava un'idea di un tipo di poesia, di tentativo di poesia possibile, che era stato percorso formalmente da questo che era alla fine un poeta bravo, alla fine così, che hanno trovato dei suoi diari, dei suoi testi, è fiorito così per autoaccumulazione, che poi è stato riconosciuto da Emerson con quella faccenda particolare, questo che onestamente gli ha risposto, l'ho scritto, non sono così cieco da non vedere il valore di un poeta come era quello che interpretava lo spirito della Mary. Però poi quel buon Whitman cosa ha fatto? Ha fatto subito una ripubblicazione mettendoci la lettera di Emerson. Stava facendo un'antologia e dopo che ha chiamato quella lettera l'ho escluso. Siccome ho capito che anche quel tipo di poesia poteva aversi una dinanza, per cui due testi del trago via che non volevo mettere, li ho messi proprio perché ho avuto il conforto di questa esperienza già realizzata. Passiamo all'ultima raccolta, questa appunto ancora come la prima, ma ci auguriamo che ce ne siano successive, l'ultima per dire la più recente, Sanut Destran, ancora tutta in dialetto, e che è più che altro, correggimi se sbaglio, la raccolta di dentro un disagio culturale, antropologico, anche ambientale, anche il racconto di un disagio esistenziale e personale. Sì. Io mi rendo conto di certe cose perché a distanza, siccome nasce una lunga sedimentazione, poi col tempo affiorano anche possibili letture di quello che ho scritto, del fatto che sono stato determinato a scrivere. Cioè, appunto, quando si scrive si sa da dove si parte ma non dove si arriva, e questo discorso può sottintendere i ferri del mestiere, cioè il fatto di scrivere per sottrazione, per creare un'ambiguità, ma tante volte è proprio che è l'irrazionale a prendere in mano il gioco, per cui alla fine quando un libro si mette assieme, si sedimenta, si capisce che vuol dire delle cose per la sola giusta posizione di certi testi che all'inizio non si pensavano, e quindi sono andati fuori un corollario per cui uno pensa che questo qui ha scritto un libro a tesi, e questo non è stato per me. Difatti cosa saltava fuori qui? L'assurdo che dal crollo di tutta una civiltà saltava fuori solo il disastro interiore e la marginalizzazione. Sono detto a Sandra Zanzotto e lui mi ha detto ma non sta a pensare, guarda che è proprio così. Senti, ci accorgiamo che è tardissimo. Sì. Leggi qualche poesia, poi Luigi Budello. Guarda, a me Taglio e Dontura. È bellissimo. Allora, a me e poi la Dontura che è quella iniziale, la deve. Sì, la protesi del libro riguarda l'uso della lingua e poi viene richiamata per quella finale. Facciamo Taglio e Dontura è una istruzione alla lingua, la tendadura che scaturita tu fagotea, tu carda fiera, tu te incanta e tu crida, e poi de volta tu venís la bocca per la fiesco madura, ma per farti calefa strata, fa de nos duc che dura. Lingua della malora, sol para mia de stella, un quadre pefona, lingua, tai e dontura e giunzione insomma. Un po' di cascali. No, però dà il tono di tutta la cosa. Vogliamo ora sentire lui, sentire scusa, possiamo sentire i due pezzi di Luigi, poi poi concludete, non so se volete leggere una cosa, però io a Luigi, siccome mi ero premunito, ho chiesto no Luigi, preparati anche un bis, quindi facciamo chiudere a lui, se siete d'accordo, con un bis finale che è molto bello perché è il medley di Amélie.
Adesso? No, quello è dopo. Facciamo che siamo. Questo adesso è Arne Nordheim, Flashing. Questo è un compositore norvegese morto nel 2010, quindi degli ultimi decenni del secolo scorso. E poi la vita è bella, tornare alla fisarmonica.